Cara Maria, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per tanti studenti e tanti ragazzi. Un abbraccio, Elena. Un caro saluto al pubblico del Festival Organistico di San Michele. Sono Francesco Cardelli e sono un organista. Mi sono appena laureato presso l'Università per la Musica e le Arti Rappresentative di Vienna e tra le tante cose sarò il primo italiano dopo la riapertura mondiale a tenere un concerto solistico qui a Parigi presso la cattedrale Notre-Dame de Paris, che è alle mie spalle. Ma il motivo di questo video è un altro, perché ci tenevo veramente fortemente a ringraziare l'organizzazione del festival, Milli, ma in particolar modo Maria Fontebasso, perché insieme a tutta l'organizzazione furono i primi nel territorio a darmi una concreta possibilità di potermi esprimere con la mia arte e col mio strumento, e per di più a darmi una mano, perché furono i primi a darmi la borsa di studio, che io fui onorato di essere il primo ragazzo a riceverla. Vi ringrazio veramente tanto, perché rendete il mondo organistico e in generale la cultura del nostro paese, del nostro territorio, sempre più ricca. Quindi auguro veramente tanti anni al festival e veramente buona musica a tutti. Un saluto da Parigi. Allora, gentile pubblico, un caloroso saluto a tutti i presenti e al pubblico in differita e benvenuti al 21° appuntamento del Festival Organistico San Michele a Vittorio Veneto, edizione 2025. Abbiamo appena visto i brevi contributi dei primi 2 giovani che nel 2020 hanno ricevuto la borsa di studio in memoria dell'avvocato Sergio Santorio e della professoressa Maria Fontebasso. Ecco, rivederli oggi, dopo alcuni anni, ci ricorda con quanta passione e dedizione i giovani talenti sappiano coltivare il dono della musica, facendo di questa occasione non solo un premio, ma un incoraggiamento a crescere, a studiare e a credere nei propri sogni. La borsa di studio non è soltanto un riconoscimento, ma è anche un piccolo seme, un seme che porta frutto nel tempo, come testimoniano proprio le esperienze di questi ragazzi. Francesco Cardelli, che è qua delle nostre parti, Pianzano, San Fior, quelle parti, e Elena Fabris, udinese. Tra l'altro si è appena laureata in clavicembalo in Olanda. E quindi con rinnovata emozione che oggi ci apprestiamo a consegnarla al termine del concerto a un nuovo giovane musicista, con l'augurio che anche per lui questo sostegno diventi stimolo, fiducia e forza per il suo cammino artistico e personale. Cito anche il registrante, giovanissimo della stessa età, 17enne, Leonardo Piccin, che aiuterà il nostro organista Francesco. Bene, adesso inviterei per un breve saluto l'assessore Enrico Padoan e poi a seguire la presentatrice Alessandra Verna, che successivamente ci introdurrà alla serata, e accogliamo con un applauso l'assessore. Grazie. Grazie mille e benvenuti e benvenute, come sempre il pubblico affezionato e partecipe di questo importante festival. Sono 21 edizioni. 21 edizioni significa, insomma, un po' come dissi anche giustamente l'anno scorso, non sono tante le rassegne, i festival che hanno una durata oltre i 2-3 anni, e qui siamo a 21. Ovviamente è una storia importante, è una storia che ha sicuramente, insomma, lunga vita, e ovviamente questa è la seconda edizione senza
la maestra Fontebasso, che ci lasciava poco prima dell'edizione scorsa, l'avvocato Santorio, ormai scomparso da quasi 15 anni, però insomma video come questi fanno capire quello che hanno saputo seminare, quello che hanno saputo appunto offrire al mondo della cultura e al mondo dello sviluppo di questo insomma meraviglioso strumento, e quindi credo che insomma da lassù, per chi ci crede, però insomma avranno molto orgoglio per il lavoro che viene portato avanti. E ringrazio anche insomma chi ci ospita, e quindi la parrocchia di San Michele Salsa, e vorrei spendere anche due parole davvero sentite per il lavoro della direttrice artistica di Milli Fullin, perché è un lavoro clamoroso, è un lavoro come dire, che unisce la sapienza di chi conosce molto bene la scena musicale organistica in particolare, ma c'è anche tanta passione, tanto impegno per una manifestazione che richiama, se mi posso permettere, richiama attenzione da tutta Europa, richiama mail di insomma giovani promesse che si interessano a questa manifestazione, e quindi davvero è anche bello cogliere i frutti di questo continuo lavoro. E in particolare quest'anno mi permetto solamente di accennare, il lavoro è stato penso tosto ma davvero meraviglioso, e già vedere stasera insomma l'assegnazione della borsa, e poi ascoltare il concerto, e poi assistere alle due prossimi appuntamenti che sono davvero promettentissimi, credo sia insomma un risultato davvero importante. Quindi come amministrazione siamo fieri di fare quello che possiamo per sostenere, e davvero credo che insomma l'apertura di questa sera dica tanto di quello che è l'importanza di questa manifestazione. Per cui buona 21esima edizione e complimenti ancora alla maestra Milli Fullin. Buona serata. Ecco. Prima di cedere il microfono ringrazio i ragazzi in fondo che sono stati meravigliosi, perché mi hanno dato una grandissima mano, Giovanni, Michele, Pietro, Andrea che non c'è mi pare stasera, Elettra che si è aggiunta all'ultimo minuto, bravissimi, questi sono i giovani che vogliamo vedere, che operano in queste situazioni, ci danno una mano per la cultura. Grazie. Cedo la parola ad Alessandra Verna. Buon pomeriggio innanzitutto a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento del 21esimo Festival Organistico di San Michele Arcangelo edizione 2025. Come ha detto l'assessore, siamo lieti di accogliervi a questo evento che da oltre 20 anni ormai arricchisce la vita culturale e spirituale di Vittorio Veneto. Il concerto inaugurale di oggi, domenica 21 settembre 2025, vede protagonista l'organista 17enne Francesco Antonello, giovane talento veneto. Il concerto che si svolgerà, Francesco praticamente ha iniziato gli studi di pianoforte giovanissimo, come appunto stavo dicendo, per approdare al corso propedeutico di organo presso il Conservatorio Statale di Musica Agostino Stefani di Castelfranco Veneto. Attualmente è iscritto al primo anno del corso Giovani Talenti, sempre nella stessa istituzione, sotto la guida del professor Nicola Cittadin. Recentemente il giovane artista ha ottenuto il terzo premio all'International Mozart Competition di Vienna, il primo premio all'International Schubert Competition sempre di Vienna e il primo premio assoluto al concorso per giovani talenti Lodovico Agostini di Porto Maggiore. Attualmente svolge anche l'attività di organista presso il Duomo di San Martino di Lupari. E questa sera Francesco Antonello ci guiderà in un itinerario musicale veramente interessante che illustrerà lui personalmente. E quindi invito qui Francesco al microfono e accogliamolo con un caloroso applauso.
Buonasera a tutti, grazie di essere presenti qui questa sera. Sono felice di presentarvi questo programma incentrato sulla figura di Johann Sebastian Bach, che si compone di suoi brani, ma anche di brani di altri autori che gravitano attorno alla figura del compositore, chi come ispiratore e chi come estimatore. Il primo brano è di Dietrich Buxtehude, si intitola Preludio, fuga e ciacona in Do maggiore. È un compositore molto stimato da Bach, tanto da affrontare un lungo viaggio di 400 km a piedi per poterlo andare ad ascoltare. I due brani successivi sono composti appunto da Bach, sono il preludio tratto dall'Orgelbüchlein Jesu meine Freude, che vuol dire in italiano O Gesù è mia gioia, e la trio sonata in Mi minore di VV 528. Il programma prosegue con un brano di Johannes Brahms, preludio e fuga in Sol minore, un compositore romantico che ammira molto la tecnica contrappuntistica bachiana in particolare. Seguirà l'adagio di Felix Mendelssohn tratto dalla seconda sonata per organo. Mendelssohn è un contemporaneo di Brahms, a cui si deve la riscoperta in epoca ottocentesca delle opere del maestro di Lipsia. Il concerto si concluderà con il preludio fuga in La minore di VV 543 di Johann Sebastian Bach. Grazie. Grazie Francesco. Ringraziamo Francesco e io approfitto mentre Francesco sale in cantoria lo ringraziamo per un'esposizione veramente splendida, sottolineo. Lo invitiamo appunto a raggiungere la cantoria e io vorrei approfittare per dei ringraziamenti che sono veramente doverosi a tutte le persone e le istituzioni che ci hanno supportato nella realizzazione di questo importante evento. Faccio riferimento in particolare al parroco Don Graziano Denardo per l'ospitalità, all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, che è sempre presente, la direttrice artistica Milli Fullin, che non possiamo dimenticarti. Come dimenticarti? Gli amici del festival, gli sponsor e tutti i collaboratori vecchi e nuovi che con il loro impegno hanno reso possibile questa edizione. Rivolgiamo un grazie speciale anche alle realtà locali che ci sostengono, i privati, in particolare la famiglia Carla da Ros, Giovanni Barbantini, i preziosi collaboratori vecchi e nuovi che troverete comunque citati nel libretto con i programmi di sala. Un grazie di cuore a tutti coloro che credono ed investono in questa manifestazione e a voi pubblico che ci sostenete sempre con tanto entusiasmo. E prima di proseguire vi invito solo a silenziare i telefoni e i cellulari onde evitare interferenze con le registrazioni della Tenda TV, che ringraziamo sempre per la puntuale presenza. Vi ricordiamo comunque che sarà possibile rivedere tutte le registrazioni di questi concerti nella pagina dedicata. E grazie a tutti e buon ascolto.
Con questo spirito di continuità e speranza è giunto il momento più atteso, la consegna della borsa di studio 2025 e dell'attestato in memoriam dell'avvocato Sergio Santorio e la professoressa Maria Fontembasso. Contestualmente consegneremo anche un libro dall'archivio diocesano sul Museo di Arte Sacra e anche un libro dalla biblioteca personale della professoressa Maria Fontembasso. Invito quindi qui il Bruno Fontembasso, fratello della professoressa Maria, e la nostra direttrice artistica Milly Fullin, che ci raggiungano per la procedura di consegna. Chiediamo anche a Francesco e Antonello chiaramente di avvicinarsi e lo accogliamo con un caloroso applauso. Approfitto perché mi sembra di vedere nel pubblico il maestro, giusto, sbaglio, Nicola Cittadin, il maestro di questa eccellenza, che saluto veramente di cuore. So che ha fatto un concerto, anzi arriva da un concerto. E ha fatto un lungo viaggio perché a sua volta ha tenuto un concerto all'estero, quindi si è scapicollato qui velocemente a sentire il suo allievo. Grazie maestro per questa eccellenza che ha prodotto. Allora io direi che possiamo anche chiedere un bis, credo. Cosa dite? Ci fai qualcosa? Vi suonerò di Guy Beauvais il Carillon di Westminster. Perfetto, allora io di nuovo vengo di qua. E mentre attendiamo che Francesco Antonello risalga in cantoria per il bis, ringrazio sentitamente tutti voi, gentile pubblico, per la vostra presenza e per l'attenzione. Il nostro augurio è sempre lo stesso, che la musica possa contribuire a rasserenare gli animi facendoci vivere veramente momenti di autentica bellezza. E ricordo anche il prossimo appuntamento che sarà domenica 28 settembre 2025, sempre alle 18 e sempre qui in questa suggestiva chiesa di San Michele per l'evento Stella Splendens, voci e musica del Medioevo iberico, e che vedrà partecipi 3 gruppi corali, lo Scivies Ensemble femminile, l'ensemble maschile Veneti Cantores e il giovane coro di voci bianche Echi di Luce Juvenes, con un ensemble anche strumentale di eccellenza di musicisti e strumenti antichi che arricchiranno la serata. Se desiderate sostenere questo importante programma e i futuri eventi musicali, vi invitiamo come sempre a fare un'offerta libera negli appositi contenitori che sono predisposti all'ingresso e all'uscita. Il vostro contributo, come sapete, è fondamentale per la continuazione di queste iniziative e quindi vi ringrazio ancora tutti. Un arrivederci al prossimo appuntamento e ora a voi nuovamente Francesco Antonello. Buona serata a tutti.